Direi che siamo la regione più produttiva d'Italia con 11 milioni di ettolitri di vino. Siamo i primi esportatori nazionali perché dei 3 miliardi nazionali 1 miliardo e 8 viene dal Veneto. Abbiamo 52 denominazioni e quindi quando si parla di turismo del vino non è che si può trascurare il Veneto. Del resto i dati ci dicono che le aziende che fanno turismo del vino hanno un incremento del fatturato del 15-20%, per cui noi ci siamo anche la prima regione d'Italia per turismo. In tutto questo il sommelier che ruolo può avere secondo lei? Di promotore, di educatore, di cultura del vino e di accompagnatore in questo percorso di conoscenza, non solo dei vini ma del territorio. Il sommelier è colui che riesce a descrivere il vino assieme al territorio, che è una roba unica. Uno degli strumenti del sommelier è proprio il cavatappi, un cavatappi che sarà poi un gadget che verrà dato durante il congresso e che è un cavatappi un po' speciale. Sì, è speciale perché è stato brevettato, è speciale perché permette di stappare meglio le bottiglie, è speciale perché è vaia, c'è un pezzo di legno della foresta delle nostre Dolomiti, è un pezzo di legno che comunque ci ricorda la tragedia, 28.000 ettari di bosco rasi al suolo, quasi 2 miliardi di euro di danni, ma anche ci ricorda la rinascita, quello che stiamo facendo. Abbiamo già investito 467 milioni di euro per recuperare molti di questi danni e ci ricorda che ovviamente la vendita di questo cavatappi sarà foriera di donazioni a favore di Vaia.